Ricerche sospese. L'esito del vertice che si è svolto in prefettura a Belluno, che ha valutato lo stato dell'arte delle ricerche per ritrovare Federico Lugato, 39 anni, l'escursionista veneto residente a Milano, disperso dal 26 agosto in Val di Zoldo, nelle Dolomiti bellunesi. Ricerche giunte ad un punto fermo, senza avere elementi utili per poterlo rintracciare, da cui la decisione di sospendere. Si riprenderà qualora dovessero emergere segnali della sua presenza e per questo proseguirà il monitoraggio della zona al fine di captare tracce provenienti dal territorio. Il 12° giorno quindi segna il giro di boa anche per i volontari civili, in pausa per oggi, come aveva dichiarato la moglie Elena su Facebook, che nonostante il dolore non esaurisce la speranza. Abbiamo aperto un conto corrente che si chiama Troviamo Federico. A ieri la cifra che abbiamo raccolto è stata di 27.000 euro. Il conto corrente rimarrà aperto e serve a sostenere le spese che abbiamo avuto in questi giorni, noi volontari civili, e la cifra restante verrà devoluta al soccorso alpino. E nonostante la dilaniante attesa, ore concitate e difficili tra speranza e rassegnazione, Elena rivolge un appello affinché questa esperienza sia d'aiuto ad altri amanti della montagna. Non andate mai soli, dice, e usate accorgimenti specifici per evitare tragedie, come quella che sta vivendo lei e la famiglia di Federico. Ad esempio si può attivare la geolocalizzazione di Google, si può tenere il cellulare acceso e collegato a un power bank. Ci si può vestire di colori sgargianti in modo che in caso di soccorsi, magari con i droni, sia facile essere identificati.